Siamo su uno dei luoghi del privilegio. Colli Ugani in generale sono luoghi del privilegio. Palazzo del Principe per gli estensi è sempre stata parte del più bello skyline che abbiamo a est, sopra la pineta, questo luogo del privilegio. Sotto un cielo carico di nuvole, di una magnifica serata di fine estate, in questo luogo appunto di privilegio che è il Palazzo del Principe, si è parlato di diversità dei Colli Euganei, patrimonio di differenze che sono la loro stessa ricchezza. Tra i relatori della serata Maria Cristina Villani, esperta botanica dell'Orto Botanico di Padova, che ha illustrato le tante specie e storie delle piante che arricchiscono questo territorio e lo rendono un'isola di biodiversità. Andrea Pase, professore di geografia storica all'Università di Padova, grazie al recupero di antiche lastre fotografiche ha reso possibile leggere un secolo di differenze del paesaggio del territorio euganeo tra la fine del secolo scorso e l'inizio del nuovo millennio. Un paesaggio che è profondamente cambiato e sul quale bisognerà ragionare, anche per difenderne le diversità. E su questo l'ingegner Gianni Migliorin, presidente Scouteste Onlus, ha illustrato le progettualità legate alla valorizzazione del monte di Este e Baone. Questi luoghi, che sono luoghi di incontro sereno, non sono dibattiti, vanno a analizzare quello che è stato, quello che è e quello che sarà. Certo, in passato errori, come tutta la storia, sono stati fatti anche in maniera pesante e ancora portiamo le cicatrici, lasciate là, abbandonate, come le cicatrici delle cave, di cui quest'anno celebriamo il 50° anniversario delle cave. Il piano cave era un piano prioritario, assieme al piano antenne del Parco Colli. Io credo che non una delle decine e decine di cave chiuse 50 anni fa sia stata presa in considerazione dal piano cave e abbia fatto un esempio. Allora è giusto imparare, è doveroso imparare dagli errori del passato. Abbiamo tutte le possibilità di immaginare un futuro in cui il rapporto uomo, natura e terra sia molto più equilibrato. Sarà doveroso rivedere, ripescare nella memoria e inventare, guardando avanti, quello che può essere uno sviluppo che sia realmente sostenibile. Tornare al Palazzo del Principe per una persona, un cittadino che abita ad Este è come ritornare nel cuore della nostra città. È un paesaggio da qui dove si può ammirare l'unione tra la pianura e i nostri colli euganei. Una giornata qui fa ritornare il sereno anche dentro di noi. Io ringrazio molto per l'invito sia Scout Onlus ma soprattutto il signor Gasparetto e la signora Zambon, che stanno curando con grande devozione il paesaggio straordinario di questo luogo che è ritornato un luogo di bellezza. Credo che sia importante comunque ritrovarci e parlare di queste bellezze dei Colli Ugani, perché il paesaggio che abbiamo visto, l'ambiente che abbiamo visto e le storie che abbiamo sentito anche da Mazzetti ci riportano anche a un concetto molto importante di responsabilità, di preservare questo bene unico che sono i Colli Ugani, e su questa ricchezza anche fondare uno sviluppo economico che sia basato appunto sulla valorizzazione dell'ambiente, dei prodotti e di questo paesaggio fantastico. In questo luogo magico dobbiamo sentirci pienamente responsabili di lasciare a chi viene dopo di noi un luogo ancora più bello.
e recuperare questi luoghi, penso anche ai temi importanti come il recupero di luoghi danneggiati come le cave, credo sia un tema su cui dobbiamo sentirci tutti interpellati, per chi ha responsabilità istituzionali ma anche per i semplici cittadini. La bellezza va recuperata con l'impegno di ogni giorno e questo deve essere, io spero e io penso, l'impegno di ciascuno di noi. Botanica, storia dei nomi dei luoghi, geografia, ci restituisce la nostra identità, le nostre radici, la nostra storia e soprattutto ci restituisce la bellezza di questi luoghi che a mio parere dobbiamo preservare nel migliore dei modi. Io ringrazio ovviamente gli organizzatori che ci hanno dato questa opportunità che non mi aspettavo e per questo ancora più gradita. Ritengo sia stata una serata estremamente interessante, oserei definirla preziosa perché abbiamo avuto modo di conoscere delle realtà che sinceramente non conoscevo prima, specie i luoghi, la botanica, ma soprattutto i modi di dire che si usano in questo territorio, estremamente belli, estremamente graziosi. Esco arricchito da questa serata, sinceramente. Serata bellissima, in un posto meraviglioso, un grande ringraziamento alla proprietà che ci ha accolto e aperto le porte di un posto che da cittadino estense non avevo mai avuto la possibilità di vedere. Grazie all'associazione che ha organizzato e ci ha dato anche insieme alla proprietà questa opportunità. Sicuramente vivere nei nostri Chilolegani è un privilegio grandissimo e va a ringraziare tutte le persone che si adoperano perché questa biodiversità e questa ricchezza resti un patrimonio per tutti noi. Dobbiamo anche noi cittadini responsabilizzarci per difendere non solo la natura e l'aspetto ambientale, ma anche proprio la storia, come ha fatto stasera il professor Mazzetti, che ci ha illuminato con un repertorio, vorrei dire, anche di conoscenze e della nostra tradizione veneta che sono stati veramente eccezionali. Bellissima serata, grazie ancora a tutti.